Il 90% dei cittadini che in regione ha contratto il Covid è stato curato a domicilio, quasi la metà dei malati ha avuto sintomi anche al termine del contagio. I professionisti analizzano i dati della pandemia. Il governo Draghi ha deciso il blocco dei licenziamenti terminerà il 1° luglio, la CGIL a rischio migliaia di posti di lavoro, Confindustria Udine servono maggiore tutela delle persone e possibilità di riconvertire le professionalità. Confessa il tifoso che ha rischiato di far cadere il ciclista fortunato a pochi metri dall'arrivo sullo Zoncolan, mi ha chiamato in ufficio questa mattina, dice Cainero, ma l'operato della questura va avanti. 4 esperti friulani della Gentries Foundation sono stati chiamati in Toscana da un frate francescano, scoprendo e misurando così l'abete bianco più alto d'Italia, è vicino al santuario di Laverna. Gli 80 anni di Giampaolo Pozzo, da 35 alla guida dell'Udinese, alle 22 speciale su Telefriuli con gli auguri dei personaggi che hanno segnato la sua epoca, da De Sisti a Guidolin, da Moroso a Totò. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Oggi in terza commissione c'è stata l'audizione dei professionisti impegnati in prima linea contro il Covid. Hanno portato e analizzato i dati della pandemia, soprattutto per quanto riguarda le cure. È emerso che il 90% delle persone che in regione hanno contratto il Covid è stato curato a domicilio e quasi la metà dei pazienti ha avuto sintomi anche al termine del periodo di contagio. Un'analisi precisa e puntuale di come si è arrivati al protocollo per le cure domiciliari per il Covid e di quali sono le ricadute della malattia. In terza commissione consigliare Carlo Tascini, direttore facente funzioni del reparto di malattie infettive di Udine, ha presentato in aula gli studi su antinfiammatori, antivirali, cure moniclonali e idrossiclorochina. In Friuli Venezia Giulia il totale dei positivi è stato di 106.770 persone ad oggi, con un ricovero ogni 10.000 casi pari al 10%, mentre il tasso di ricovero in terapia intensiva è stato dell'1,2%, ovvero 1.280 persone. L'incubazione media è stata di 5 giorni con sintomi soprattutto di febbre, spossatezza e difficoltà respiratoria come tosse. Il 90% dei pazienti è stato quindi gestito a domicilio con il medico che ha raccomandato la misurazione della temperatura 2 volte al giorno e la saturazione 4 volte. I soggetti devono anche proseguire le terapie croniche e in caso di sintomatologia lieve usare paracetamolo, sedativi per la tosse e soprattutto antinfiammatori antisteroidei, vietato l'uso di automedicazione con altri presidi. Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, questi scattano con una saturazione sotto al 90% e altri indicatori medico-scientifico indicati da Agenas. Tascini, a nome di tutte le realtà coinvolte, è entrato poi nel dettaglio su monoclonali, plasma iperimmune e l'uso di antivirali nella prima parte e antinfiammatori nella seconda, con anche il cortisone. In media il 40% dei pazienti dopo il Covid ha avuto sintomi post-malattia, tra cui fatica, problemi respiratori, neurologici e reumatologi, oltre a cefalee e tosse. Il vicepresidente Riccardo Riccardi ha voluto ringraziare i professionisti, sottolineando come il passaggio in zona bianca non sarà un liberi tutti, ma servirà comunque responsabilità. I dati di oggi con 29 nuovi contagi che sono emersi da 4.240 tamponi molecolari, percentuale di positività dello 0,68%. Per quanto riguarda i test rapidi, 2.219 hanno portato a rilevare 5 casi. Oggi si è registrato un decesso, se ne aggiunge un altro pregresso. I ricoveri in terapia intensiva rimangono 9, quelli in altri reparti scendono a 56. Sarà il 1° luglio, il giorno della fine del blocco dei licenziamenti. La decisione del governo Draghi che ha però lasciato la porta aperta alle aziende. Potranno utilizzare la cassa integrazione ordinaria se si impegneranno a non effettuare licenziamenti fino alla fine dell'anno. Non poteva durare per sempre, dice la presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli, che aggiunge serve però maggiore tutela delle persone con la possibilità di formarle per riconvertire le loro professionalità.
Niente proroga al 28 agosto, la fine del blocco dei licenziamenti è fissata per il 1 luglio. Dopo una giornata di fuoco nel governo Draghi si è arrivati alla decisione di interrompere la misura che perdurava da marzo 2020, arrivando a un compromesso tra chi ne chiedeva la proroga incondizionata e chi invece l'immediata interruzione, con delle determinanti però a tutela sia dei lavoratori che delle imprese. Le aziende che dovessero chiedere la cassa integrazione straordinaria per Covid-19 entro la fine di giugno sarebbero tenute a rispettare il blocco dei licenziamenti almeno fino al 28 agosto, mentre dal 1 luglio se un'impresa dovesse utilizzare la cassa integrazione ordinaria avrebbe il vantaggio di non pagare le addizionali, ma al tempo stesso, finché si rivolge al sussidio, non potrebbe licenziare nessuno. Il tema dello sblocco dei licenziamenti, ha commentato Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine, deve essere affrontato in un'ottica complessiva che riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro. Interventi generalizzati sono deleteri perché tengono in vita imprese zombie e bloccano la crescita di imprese solide. Nel lungo periodo, prosegue Mareschi Danieli, la soluzione non può essere bloccare i licenziamenti. Il governo deve permettere alle imprese sane di essere competitive e proteggere chi è in reale stato di necessità. E sono almeno 2.500, ma potrebbero quasi raddoppiare nello scenario più negativo i posti a rischio nel manifatturiero del Friuli Venezia Giulia, l'allarme della CGIL che prevede contraccolpi ancora più pesanti nel terziario con circa 5-10.000 ulteriori posti a rischio. Il segretario regionale esprime delusione per una decisione che disattende in pieno le richieste avanzate al tavolo da CGIL e CISL-UIL e che risulta nettamente sbilanciato sulle posizioni espresse dal mondo imprenditoriale. Quello che viene meno, secondo Pezzetta, è il vincolo tra le misure di sostegno all'impresa e la necessità prioritaria di difendere i posti di lavoro, con il rischio che il peso della crisi si scarichi tutto sulle spalle dei lavoratori. Per il segretario della CGIL, inoltre, fuori luogo le argomentazioni di chi sostiene che il blocco sarebbe un freno alla ripresa dei contratti a termine. Una 63enne polacca residente in Italia è stata condannata a 2 anni e 2 mesi di reclusione dal Tribunale di Udine per il maltrattamento di 65 cuccioli di cane. Vediamo. Era stata sorpresa mentre trasportava 65 cuccioli stipati nell'auto. Una 63enne polacca residente in Italia è stata condannata a 2 anni e 2 mesi di reclusione senza condizionale. Una pena dura, quella comminata oggi a Udine dal giudice monocratico Daniele Fareschini Barnaba, se si considera che la pubblica accusa, il viceprocuratore onorario Laura Martin, aveva chiesto 6 mesi di reclusione. I fatti risalgono a dicembre 2017, quando la polizia stradale di Amaro fermò un'autovettura di proprietà della donna, Bożena Gębalczyk, nella quale viaggiavano lei e un italiano, non imputato perché nel frattempo è deceduto. Durante la perquisizione del mezzo, sul sedile posteriore del bagagliaio, i poliziotti trovarono 65 cuccioli di cane di varie razze, parte dei quali con meno di 12 settimane di vita, infilati in ceste in cartoni di ridotte dimensioni, privi di acqua, cibo, ricambio d'aria e in pessime condizioni igieniche. Nei giorni successivi alla scoperta ne morirono 5. Il giudice ha riconosciuto la donna, difesa d'ufficio dall'avvocato Sebastiano Mascarin, colpevole di maltrattamento in concorso di 65 animali, sottoponendoli a sevizie e fatiche, reato aggravato dal conseguente decesso di alcuni di loro. Abusivismo bancario, finanziario e truffa sono questi reati per i quali è stato condannato un uomo di Rive d'Arcano di 55 anni a 2 anni e 8 mesi di reclusione. 2 anni e 8 mesi di reclusione. A tanto è stato condannato dal Tribunale Collegiale di Udine Gui Trost, 55enne nato in Svizzera e residente a Rive d'Arcano, riconosciuto colpevole di abusivismo bancario e finanziario e truffa. L'uomo invece è stato assolto dall'accusa di usura. Il PM Luca Olivotto aveva chiesto 3 anni e 8 mesi di reclusione. Stando alla ricostruzione dei fatti, tra il 2011 e il 2014 l'uomo raccolse illecitamente, promettendo interessi del 10%, somme dei 10.275.000 euro. La somma maggiore, correlata all'imputazione di truffa, la ottenne presentandosi come banchiere per conto di una banca svizzera, inducendo in errore il cliente che stipulò un contratto di investimento di 250.000 euro in contanti a cui furono aggiunti altri 25.000, ottenendo in garanzia un assegno di 330.000 euro, ma nulla a fronte dell'investimento. Il difensore, l'avvocato Cristina Bertolano, ha già annunciato di voler fare appello, in quanto, come rilevato dalla stessa procura, afferma il legale, in tutti i casi tranne uno il reato è risultato prescritto, oltre al fatto che si trattava di finanziamenti fatti da amici e conoscenti. Inoltre, conclude l'avvocato, la stessa persona truffata ha affermato di non essersi sentito truffata da Trost, ma da altra persona. Odore di marijuana dalla cantina di un condominio di Pordenone. I residenti allertano la polizia, arrestato un 19enne.
La droga era ben nascosta in cantina, ma non è passata inosservata ai residenti di un condominio di Pordenone che dallo scantinato avevano sentito provenire un odore tipico di marijuana, allertando le forze dell'ordine. Una pattuglia della squadra volante della questura si è così recata sul posto, accertando che l'odore dello stupefacente arrivasse da un ripostiglio. Gli agenti hanno così contattato gli inquilini, proprietari del vano, apprendendo che lo stesso veniva utilizzato dal figlio 19enne, subito apparso poco collaborativo. I poliziotti, recuperati le chiavi, hanno perquisito l'area, rinvenendo e sequestrando un involucro in celofante 3 barattoli in vetro trasparente contenenti marijuana per un peso complessivo di oltre 300 grammi, un bilancino digitale di precisione e una bilancia da cucina con display digitale, entrambi con residui di marijuana. Il ragazzo è stato portato in questura e, vista la flagranza di reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, arrestato e accompagnato a casa agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. La scorsa notte tragedia sfiorata a Trieste in largo città di Santos. L'autista di un camion per la raccolta delle immondizie si è accorto della presenza di una persona all'interno dell'autocompattatore per i rifiuti. Lo ha visto attraverso la telecamera ed è riuscito a fermare appena in tempo il meccanismo. I vigili del fuoco hanno poi estratto l'uomo dal camion affidato ai sanitari. Probabilmente aveva cercato riparo per la notte all'interno di un cassonetto dei rifiuti. Fugge all'Alt sulla Ponte Bana, viene poi inseguito e bloccato dagli agenti della polizia locale di Reana dopo aver guidato a folle velocità e contromano. Fugge all'Alt, rintracciato e denunciato, guidava con la patente revocata e il suo veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo. Lo ha bloccato la polizia locale di Reana del Royale, che ha deferito a piede libero un uomo di 48 anni dopo una rocambolesca fuga. Durante un posto di controllo lungo la statale 13 è scattato l'Alt, ma il conducente, che guidava un veicolo di grossa cilindrata, ha iniziato una folle corsa per sfuggire agli agenti. Dopo ripetuti sorpassi circolando per lunghi tratti in contromano nonostante l'intenso traffico, costringendo i veicoli provenienti dal senso opposto di marcia a sterzare repentinamente alla propria destra per evitare un impatto frontale, mettendo a forte rischio l'incolumità pubblica, l'equipaggio coordinato dal vice commissario Massimo Pascotini alla fine l'ha bloccato in totale sicurezza. È emerso che in febbraio era già stato fermato dalla polizia di frontiera mentre circolava, nonostante da 4 anni pendesse a suo carico un provvedimento di revoca della patente. È stato denunciato alla Procura della Repubblica di Udine per guida senza patente e per resistenza a pubblico ufficiale. Ulteriori accertamenti hanno messo in evidenza la manomissione sulla lettura dei chilometri, verosimilmente attuata per eludere i controlli da parte delle forze dell'ordine. È uscito allo scoperto lo sconsiderato tifoso che sabato pomeriggio sullo Zoncolan ha rischiato di far cadere Lorenzo Fortunato, ciclista della Eolo Cometa, che poi ha vinto la 14ª tappa del Giro d'Italia. Lo ha fatto chiamando al telefono Enzo Cainero, che ha appunto raccontato come sia stato contattato questa mattina in ufficio dall'uomo. Cainero che si era infuriato per il gesto sulla cima del Kaiser dopo la 14ª tappa del Giro d'Italia. Nonostante questa telefonata, dice l'organizzatore delle tappe friulane del Giro d'Italia, che sottolinea come l'uomo non sia della regione, l'operato della questura prosegue perché serve un gesto forte per evitare che queste cose si ripetano, spiega, e danneggino i ciclisti, il pubblico e tutta l'organizzazione che c'è alle spalle. A Udine c'è tanta voglia di tornare alla normalità. La giunta comunale ha deciso di avviare diverse manifestazioni. Il capoluogo friulano si prepara all'evento culturale dedicato a Giovanni da Udine. La rassegna dedicata al pittore, che operò anche come architetto, disegnando la torre dell'orologio e lavorando ad alcune trasformazioni monumentali, si svolgerà dal 12 giugno al 12 settembre. La città, dopo l'emergenza Covid, riprende gradualmente a vivere con tutte le cautele necessarie. Fra le ultime iniziative approvate oggi dalla Giunta vi è la cerimonia di consegna di pergamene a una 50ina di amministratori friulani coinvolti nell'organizzazione delle celebrazioni dedicate alla Prima Guerra Mondiale, prevista per il 30 maggio in Piazza Libertà. La Giunta ha inoltre disposto per lunedì 1 giugno l'apertura dei musei del Castello dalle 10 alle 18 e dal 2 giugno anche quella del Museo Etnografico per celebrare i 75 anni della Repubblica Italiana.
Il 4 luglio e 10 settembre in piazza Primo Maggio si svolgerà Magia delle Mani, manifestazione che propone prodotti interamente realizzati a mano dagli stessi operatori. Il 9 e 10 luglio si terrà l'8ª edizione del festival La Notte dei Lettori, che coinvolgerà tutto il sistema bibliotecario del Friuli, valorizzando l'editoria friulana attraverso una serie di presentazioni di novità librarie. Lavori di ristrutturazione alla primaria Zorutti di Udine e gli alunni saranno trasferiti alla Garzoni e alla Valussi. Al via i lavori di messa in sicurezza di 3 edifici scolastici di Udine. In uno di questi, la Pietro Zorutti di via 30 ottobre, gli alunni saranno trasferiti in altre scuole presenti nelle vicinanze. Adesso stanno lavorando alla scuola Alberti, praticamente dove verrà rifatto completamente la parte strutturale. La Zorutti, che però è più impattante dal punto di vista dei rumori, non potrà convivere assieme ai ragazzi, i lavori saranno diversi e quindi saranno spostati l'inizio dell'anno scolastico in 2 scuole. Alla Valussi, dove saranno 6 aule, e alla Garzoni con 4 aule. Lì andiamo avanti un anno scolastico. Cantieri aperti anche per altri interventi in città, tra i quali la riqualificazione energetica di alcuni edifici. Abbiamo avuto un contributo ministeriale di 350.000 euro e con gli uffici abbiamo individuato gli interventi più importanti. Andiamo a intervenire a Palazzo da Rocco, poi ci sarà la scuola di Baldasseria dove si va a rifare l'impianto fotovoltaico. Lasciare gli oggetti incustoditi sotto l'ombrellone potrebbe non essere più una preoccupazione per i bagnanti. Questo grazie al progetto ideato dal team Lockbox, dei ragazzi dell'istituto Zanon, che si è aggiudicato il pass per la finale del concorso Impresa in Azione. Vince il premio Best Overall Company del Lockbox. Abbiamo progettato una cassetta di sicurezza per le spiagge, per gli stabilimenti balneari, che ha la novità di avere una serratura e un'apertura a impronta digitale, quindi con una lettura biometrica, che è molto più sicura rispetto a codici, chiavi, braccialetti che si possono perdere o dimenticare. E inizialmente avevamo contattare degli eventuali clienti e fortunatamente uno di questi è diventato poi il nostro Dream Coach, che quindi ci ha aiutato, ed è il titolare di uno stabilimento balneare. È Lockbox il progetto vincitore del programma Impresa in Azione promosso da Junior Achievement, che ha coinvolto oltre 150 studenti dell'Istituto Zanon, che si erano divisi in 14 mini imprese coadiuvati da imprenditori e professionisti del territorio. I vincitori di oggi, quindi la Lockbox, parteciperà alla Beats Factory di Milano il 3 giugno. Quest'anno purtroppo tutte le competizioni sono online, però rappresenteranno il Friuli Venezia Giulia insieme al Malignani. Quindi saranno in 2 le imprese quest'anno a rappresentare la nostra regione. Nel momento in cui hanno iniziato a incontrarsi, a sperimentare, a capire che in fondo veniva messo al centro la loro creatività, hanno iniziato ad appassionarsi e diversi di loro alla fine del programma hanno confermato quella che era la validità per loro di questo percorso PCTO. È stata sicuramente un'esperienza unica, ci ha dato un sacco di opportunità. Restando a Udine, nuovo look per le bancarelle di via Zanon. Novità importanti si prospettano a Udine per quanto riguarda l'abbellimento delle strade del centro. Si parte da via Zanon. È intenzione di questa amministrazione riqualificare questa parte importante della città che è via Zanon, dove sono presenti adesso 6 posteggi con dei prodotti che sono anche tipici della nostra regione, però noi vogliamo riqualificarli e quindi abbiamo dato con una delibera mandato ai nostri uffici di fare un'ipotesi progettuale di revisione anche dal punto di vista estetico e anche della localizzazione di questi 6 posteggi, in modo che possano diventare una vetrina promozionale e anche dal punto di vista turistico della città, oltre che di presentazione di quelli che sono i prodotti tipici del nostro territorio. 4.007 egiziani sono stati rinviati a giudizio per aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore friulano Giulio Regeni. Lo ha deciso il GUP di Roma, accogliendo la richiesta della Procura. Il processo è stato fissato per il 14 ottobre davanti alla Corte d'Assise della Capitale. A giudizio sono finiti Tariq Sabir, Attar Kamel Mohamed Ibrahim, Husam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. La decisione del
del giudice segue il respingimento dell'eccezione presentata dalle difese sull'irreperibilità e la mancata notifica agli imputati, dei quali le autorità egiziane non hanno mai fornito gli indirizzi utili a dare notizie degli atti del processo. All'udienza hanno assistito anche i genitori di Giulio, Paola De Fendi e Claudio Regeni. E a Porcia, flash mob organizzato dalle liste di opposizione per chiedere all'amministrazione comunale di rimettere dello striscione che chiede verità per Giulio Regeni sulla facciata del municipio. Chiesta anche una panchina gialla in memoria del ricercatore ucciso. Qui a Porcia un flash mob, PD, Porcia Bene in Comune e cittadini hanno organizzato questa manifestazione, c'è anche l'ex sindaco Giuseppe Gaiarin, insomma chiedete che lo striscione ritorni, è comunque un momento per sensibilizzare su questa vicenda alla luce anche dei fatti di oggi. Sì, noi in realtà chiediamo, stasera presenteremo la mozione che presenteremo in Consiglio Comunale giovedì per chiedere una panchina gialla per Giulio Regeni, visto che il sindaco ha già detto tassativamente che lo striscione non tornerà sul municipio, perché lui dice il municipio è un bene architettonico ed è la casa di tutti. Ecco, noi crediamo che proprio perché è la casa di tutti sia indispensabile che la nostra città continui a ricordare Giulio Regeni e continui a sostenere questa battaglia. E ci è stato detto 15 giorni fa in Consiglio che questa campagna civica promossa da Amnesty International è inutile e è di sinistra. Noi invece siamo convinti che anche il risultato che c'è stato oggi, l'udienza preliminare che ha finalmente deciso che il processo va avanti, sia anche merito delle tante persone che in questi 5 anni si sono spese a ricordare Giulio Regeni, a stare vicino alla famiglia, agli avvocati e a dare la testimonianza di quello che questo caso significa per tutta la nostra regione in particolare, visto che Giulio è figlio di questa terra. Se riusciremo a ottenere la panchina gialla sarà un esempio per tutti i bambini e i ragazzi che passeranno in questo parco e si ricorderanno di uno di loro che ha dato la vita, è stato torturato e ucciso perché credeva che il mondo fosse la casa di tutti. È il dottor Michele Minuzzo, il nuovo direttore dell'ospedale di San Vito al Tagliamento. Il presidio ospedaliero di San Vito al Tagliamento Spilimbergo ha un nuovo direttore. La casella, vuota da tempo, è stata occupata dal dottor Michele Minuzzo, nominato dal direttore generale di ASFO Joseph Polimeni, che così andrà a ricoprire un ruolo strategico nell'area a nord della destra Tagliamento. Abbiamo scelto per questa figura un profilo interno che ha un profilo da igienista, esperto di accreditamento e di risk management, ha coperto questa funzione per molti anni all'interno dell'azienda, quindi io sono molto contento che questo percorso stia andando avanti e spero anche che nel prossimo mese di luglio di poter chiudere ulteriori 2 primariati, in particolare quello della pneumologia e quello della microbiologia e virologia, per cui le procedure sono già in corso. Toccherà quindi al nuovo direttore gestire la riqualificazione delle 2 strutture ospedaliere nell'importante periodo di contrasto alla pandemia. Per quanto riguarda i 2 ospedali che andrò a dirigere come direttore medico, sicuramente sono ospedali di rete, non sono ospedali cosiddetti hub, cioè di riferimento specialistico avanzato, però sono 2 strutture di grande qualità, molto ben radicate sul territorio, punti di riferimento per la popolazione forti, che vanno però riqualificati. C'è un accordo tra Comune di Pordenone, Gea e Alpini per la manutenzione del verde cittadino, le penne nere che si occuperanno della manutenzione di 24.000 metri quadrati della città. Saranno gli alpini ad occuparsi della manutenzione di 24.000 metri quadrati di verde a Pordenone. Il sostegno delle penne nere arriva grazie a un accordo con Comune e Gea siglato dai referenti dei gruppi cittadini Ilario Merlin, Gianni Finati, Angelo Carlette, Tiziano D'Ambrosio e Michele Babuin. Se abbiamo un'alta qualità della vita lo dobbiamo ai cittadini, ma lo dobbiamo anche al fatto che le aree che tutti quanti noi frequentiamo sono assolutamente curate. Questo accordo tra Gea, Comune e Alpini suggella ulteriormente un legame indissolubile di questa città con le penne nere, che anche in questo caso si mettono a disposizione. La nostra idea però è anche quella di ricambiare la gratitudine degli alpini attraverso un'iniziativa, una festa che ogni anno possa ricordare quanti, tantissimi, hanno indossato quell'uniforme, di quell'uniforme conservano ancora i valori nel cuore. Le penne nere si occuperanno dello sfalcio di aiuole, spazi di diverse vie, piazze, giardinetti, scuole della città, in centro e nei quartieri.
Sono coinvolti i 4 gruppi della città di Pordenone, i gruppi più grossi, che sono il gruppo rionale di Torre, il gruppo di Pordenone Centro, il gruppo di Lacomina e il gruppo di Valle Noncello. Oltre a loro anche la sezione Alpini Pordenone ha voluto mettersi a disposizione in prima fila, firmando una convenzione anche per la sezione proprio Alpini di Pordenone. 4 esperti friulani della Giant Trees Foundation sono stati chiamati in Toscana da un frate francescano, scoprendo e misurando così l'abete bianco più alto d'Italia, è vicino al santuario di Laverna. È stato un frate francescano, Fra Valerio, a contattarli, convinto che tra i maestosi abeti bianchi presenti nella foresta di Laverna, in Toscana, potesse esserci l'albero autoctono più alto d'Italia, e non si sbagliava. Andrea Maroè, tree hunter internazionale, e il suo team di arboricoltori tree climbers sono partiti dal Friuli alla volta delle terre di San Francesco, certificando che proprio lì si erge, con i suoi 51 metri 85 centimetri di altezza ed una circonferenza di 5,22 metri, il gigante autoctono che più di tutti in Italia si avvicina al cielo. Si stima che abbia 300 anni. La spedizione della Giant Trees Foundation è stata ricca di emozioni. Proprio per cercare questo albero che fino a 4 anni fa era un altro abete, la Ves del Princeps in Trentino, sempre sui 52 metri, che però è caduto appunto durante un temporale. Per cercare questo albero siamo stati contattati proprio da un frate francescano, Fra Valerio, che aveva un po' il pallino di misurare gli alberi e quindi ci ha detto: venite a misurarlo perché ho trovato il sostituto dell'abete più grande d'Italia. Ha perso la punta già 3 volte e quindi probabilmente c'è stato un momento in cui era anche più alto, e il team era composto da 4 tra forestali, tecnici, tutti friulani, e siamo appunto stati ospitati nel santuario. Bisogna arrampicare questo gigante, si arriva in cima che si sta su dei rametti piuttosto piccoli, bisogna alzare questa bandierina e quelli a terra poi fanno calare giustamente il metro verticale e danno la misura. Io assaporo poi la pianta e quello che la pianta ci racconta. Ma la storia che ci racconta lui, qui in cima a 50 metri, ci racconta e ci dice che già qualcuno oltre 40 anni fa è salito, probabilmente per curarlo, e ha tagliato dei rami che si erano rotti con una tempesta. E dopo questa tempesta l'albero ha rifatto nuove cime, sta costruendo quello che normalmente si chiama il nido di cicogna, proprio perché è una pianta vetusta, oramai ha finito di crescere in altezza e cerca di crescere in larghezza, dominando tutti gli altri alberi. E a proposito ancora di alberi secolari, alcuni cittadini di Campoformido hanno avviato sulla pagina Facebook del paese una raccolta di firme che accompagna una petizione contro l'abbattimento del cedro centenario che sorge dove dovrebbe essere realizzata una rotonda. Chiedono all'amministrazione comunale se è indispensabile eliminare una pianta che fa parte delle immagini storiche di Campoformido. Oggi sono intervenuti sul posto rappresentanti di Lega Ambiente e del Cordicom. Tra poco a Sport FVG, prima pagina dedicata agli 80 anni del Paron dell'Udinese Giampaolo Pozzo. Si parlerà però anche di dilettanti con una fusione e poi di box. Questo tra poco nell'appuntamento con lo sport. A seguire il meteo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Buona serata, arrivederci.